siamo nella paura, siamo nella paura. Cioè le macchine già sono pronte, i borsoni sono pronti e via. Quando dobbiamo andare via, andiamo via. Diciamo che chi abita in area golenale è abituato un po'. Sei abituato, però la paura c'è sempre. Cioè ti dispiace di quello che succede. È stata una nuova giornata di apprensione lungo il Piave, soprattutto tra i residenti nelle aree golenali, ancora provati dalle conseguenze di Vaia e dell'Acqua Granda. Il flusso di informazioni tra i comuni rivieraschi e le varie autorità è stato costante. A Ponte di Piave la decisione di evacuare 10 famiglie delle 90 in zona a rischio è arrivata alle 3:30 del mattino. La sindaca Paola Roma non ha chiuso occhio. Sostanzialmente abbiamo iniziato con loro al telefono dandogli un'ora entro le 6:30, 7 per almeno portare via gli effetti personali e poi successivamente abbiamo predisposto l'ordinanza per questi, proprio perché essendo questo un punto più basso è anche più difficile portare fuori i cittadini. Inizialmente la parrocchia aveva dato la sua disponibilità, ma le famiglie hanno trovato sistemazione da amici e parenti. La messa in sicurezza non ha riguardato solo persone e beni materiali. Il giovane Nicola ha messo in salvo delle arnie. Sono intervenuto con la mia attrezzatura, le ho chiuse, non sono riuscito a spostarle perché erano una trentina di alveari, poi per fortuna questa mattina abbiamo contattato il proprietario che è venuto a recuperarle. La trovate già chiuse, io le avevo chiuse questa mattina e quindi le ho solo caricate e portate via. Romano Mazzariol, ingegnere ed ex amministratore, da anni monitora il deflusso idrico nell'area. Ieri sono caduti ben 100 mm di pioggia e questo ha comportato quello che di riflesso osserviamo qui a Ponte di Piave in tutta la tratta. Ecco. Quindi i prossimi giorni saranno giorni, da quel che risulta dalle previsioni, abbastanza da tenere sotto controllo. Ma non c'è solo il Piave. Nella Marca, nelle 24 ore, gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una ventina, alberi caduti e massi staccati in alcune strade provinciali come a Tarzo, Valdobbiadene e Revine, qualche problema alla scuola elementare di Pieve di Soligo. Qui la pioggia ha peggiorato alcuni problemi di infiltrazione sui quali però si sta già intervenendo. Il plesso è dal punto di vista sismico e dal punto di vista strutturale completamente a norma, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista e le lezioni si sono svolte oggi come nei prossimi giorni regolarmente. Il Sile è esondato parzialmente a Cantona di Casale, mentre a Silea le ansie principali hanno riguardato il torrente Melma. Per fortuna poi le precipitazioni si sono arrestate, quindi è sceso anche il livello, però è una criticità ricorrente in questi frangenti proprio in cui abbiamo queste precipitazioni abbondanti, queste bombe d'acqua.